Lunedì 8 maggio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli delle prime pagine. Partiamo con il Gazzettino di Belluno. Purtroppo l'edizione di oggi di entrambi i quotidiani si aprono con una tragedia, un omicidio avvenuto nella notte di domenica di ieri. Siamo nel comune di Alano di Piave, omicidio nella notte, un'esecuzione. Antonio Costa, 53 anni, viveva ad Alano ed è stato ucciso da una coltellata all'esterno di un bar della frazione di Fener. La scena del crimine è il Cangur, un locale già più volte teatro di risse e pestaggi fino all'ultimo gravissimo reato. La vittima lo riconoscevano tutti perché girava con il monopattino, con quel monopattino sfrecciava ovunque. Antonio Costa era conosciuto da tutti ad Alano, rischiò di morire nel 2015 in un incidente stradale. E vediamo nella foto di copertina appunto il luogo dell'omicidio, la scientifica dei carabinieri subito al lavoro per la raccolta delle prove, a sinistra gli agenti specialisti nella documentazione dei reperti sottoposti a un'accurata analisi scientifica alla caccia di prove sopra la vittima Antonio Costa, 53 anni di età, colpito all'esterno del Cangur da una coltellata precisa e letale. Cortina, quasi finita la demolizione della pista da bob, l'approfondimento di De Bona, pagina 8, e ancora il Cobra Corbanese lascia il calcio da protagonista, notizia che riguarda lo sport bellunese a firma di Pasuk, gli articoli da pagina 12 a pagina 13. Belluno, balocchi da record, famiglie in piazza tra giocoleria, clownerie e cantastorie, successo per l'edizione 2023. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, famiglia Feltrina, premiato Gabrielli, il maestro per antonomasia in ogni campo, Feltre, Palio e Patroni, tradizioni in festa, il drappo firmato dal grande Altane. Ancora per lo sport, rugby, straordinario Feltre, vince e torna in testa alla classifica. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Anche l'edizione del Corriere delle Alpi si apre con l'omicidio di Alano di Piave. Questo è il titolo a piena pagina. Ucciso da una coltellata al petto, la festa al bar finisce in tragedia. L'uomo, 53 anni, lascia un figlio, le immagini delle telecamere e gli interrogatori per identificare l'aggressore. I conti, la BCC Prealpi corteggia la Valbelluna, suon di aiuti ancora a scuola, convinto diffuso il piano si arena sul campanilismo. E sempre Feltre, famiglia Feltrina, premia Gabrielli, virtù e civismo, è un esempio, notizia che abbiamo trovato anche nella prima pagina del Gazzettino di Belluno, come quella riferita al calcio di Serie D, è festa Dolomiti nell'ultima recita di Corbanese. Altra tragedia avvenuta sull'A27, contromano, un morto e 3 feriti, 67enne fa un'inversione di marcia e si schianta a Vittorio Veneto perdendo la vita. L'approfondimento di Falippi a pagina 15. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi, ovviamente in primo piano l'omicidio che è avvenuto in provincia di Belluno, pagina 2, omicidio alla stazione, ucciso da una coltellata davanti al bar, festa finita in tragedia, caccia all'uomo. Antonio Costa, 53 anni, trovato in fin di vita fuori dal Cangur di Alano, l'aggressione attorno alla mezzanotte di sabato. L'articolo a firma di Roberto Curto. Una sola coltellata al petto, è morto così Antonio Costa, 53 anni, residente ad Alano e di Piave. Sabato sera era arrivato con il suo monopattino al buffet della stazione ferroviaria Fenere, il Cangur Bar, dove si stava svolgendo una delle tante feste organizzate dal locale con musica latinoamericana alla quale partecipano numerosi stranieri e qualche italiano. Poco dopo le 23 l'uomo è stato trovato da un cliente ancora vivo ma in gravissime condizioni all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze del gazebo che ripara da sole e piogge i tavolini esterni. Una scena terribile, epilogo evidentemente di una rissa sulla quale i carabinieri di Feltre stanno cercando di fare chiarezza con l'intento di individuare la persona che ha commesso l'omicidio. E sempre in merito all'omicidio alla stazione di Fener, scontro in moto, spartiacque, Antonio si era ripreso ma aveva perso il lavoro. L'incidente quando viveva nel Trevigiano con l'ex moglie, era tornato nella casa paterna in centro ad Alano, lascia un figlio. Un ulteriore approfondimento in questo caso in merito alla vittima, il profilo: suo papà e sua sorella vivono nel Trevigiano, lui abitava nella vecchia casa del padre in centro ad Alano di Piave, poco lontano dalla farmacia del paese. L'ex moglie e il figlio di 12 anni sono a Bessica,
sempre in provincia di Treviso, una vita non facile quella di Antonio Costa, finita tragicamente sabato sera nella rissa nella quale è stato accoltellato mortalmente. Un'esistenza segnata come in uno spartiacque dall'incidente di diversi anni fa. Costa in moto si vede tagliare la strada da un'auto all'altezza di un distributore di benzina, una mancata precedenza che ebbe pesanti ripercussioni per Antonio, che riportò lesioni importanti. I filmati pista per scovare l'assassino, mozzicone di sigaretta tra le tracce, la scena inquadrata dal sistema di video di sicurezza del locale e dalla videosorveglianza comunale, luogo lungo sopralluogo scientifico. Inchiesta per omicidio, per ora a carico di ignoti, ma ancora per poco. Col passare delle giornate di ieri e susseguirsi di interrogatori e indagini, i carabinieri avrebbero stretto il cerchio mettendosi già sulle tracce dell'omicida e rendendo la caccia agli sgoccioli. Costa sarebbe stato ucciso all'apice di un diverbio, uno scontro per motivi imprecisati. Non si sbottona il procuratore della Repubblica di Belluno Paolo Luca, men che meno il pubblico ministero Alberto Primavera, titolare dell'indagine sul delitto di Antonio Costa, avvenuto sabato notte ad Alano. Molti degli avventori sono presto fuggiti, difficile avere testimonianze dirette. Gli accertamenti medici, un solo colpo al petto, autopsia nel weekend, autopsia il prossimo weekend. Il dottor Antonello Circelli è stato chiamato sabato sera sul luogo del delitto per fare un primo esame esterno del corpo di Antonio Costa. Il corpo del 53enne di Alano era stato ricomposto nell'ambulanza del 118 che era stata inviata dalla centrale operativa insieme con l'elicottero di Treviso quella notte. L'anatomopatologo ha confermato agli inquirenti e alla procura che Costa è stato ucciso da una sola coltellata, almeno da quel che si poteva comprendere osservando le ferite esterne. Colpito al petto da un fendente mortale, l'autopsia verrà disposta dalla procura per il fine settimana prossimo e dunque in settimana verrà ufficialmente anche dato l'incarico all'anatomopatologo. L'ho trovato steso a terra, perdeva sangue, rantolava. Il primo soccorritore racconta i momenti concitati di fianco al gazebo del bar della stazione, la lunga attesa prima di avere il via libera delle forze dell'ordine per poter tornare a casa. Tensione, adrenalina e grande concitazione, tutti scappavano, io sono rimasto lì, non dimenticherò mai ciò che ho visto. Questa un estratto della testimonianza che troverete a pagina 5 del Corriere delle Alpi di uno dei primi soccorritori ad Antonio Costa, che però purtroppo, lo avete sentito, non è riuscito a sopravvivere. I provvedimenti, gestore sentito dai carabinieri, il locale resta sotto sequestro, non vogliamo parlare, abbiamo detto tutto ai carabinieri. Giulio Ortiz, gestore con la famiglia del Cangur Bar di Fener, non arriva neanche al telefono, che risponde si limita a dire che è stato sentito come testimone dai carabinieri e che non può esprimere alcun dettaglio sulla tragedia di sabato notte. Un fiore per Tony, gli avevo detto di non andar là, non l'ho convinto, la storia, l'amico Celso ieri mattina ha posato una rosa davanti al bar, non so cosa sia accaduto, ma non doveva finire così. Ulteriore approfondimento in questo caso a firma di Cristina Contento. Il commento della sindaca di Alano di Piave, Bogana, comunità molto scossa, ma evitiamo le reazioni di pancia. Il primo cittadino ha riunito assessori e consiglieri, indicata la via del dialogo e della integrazione. Continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 19, istruzione, si arena il progetto del convento diffuso, tra i presidi vincono i campanilismi, la dirigente del Dolomie, stiamo perdendo un'occasione, sponda dalla provincia, Bogana, proviamo ancora questo l'appello lanciato dal consigliere con delega all'istruzione della provincia di Belluno, Bogana. E a proposito di scuole, più tempo sul bus che in classe, un'odissea quotidiana, la montagna bellunese guida la classifica regionale dei posti più lontani dai plessi, i dati di Ministero Agenzia per la coesione territoriale. Siamo a pagina 20, mondo del volontariato, in questo caso le Proloco, una Proloco in più, alle che porta l'Umpli a 60 soci, allarme volontari. Il presidente provinciale Praloran pianifica il futuro, lavoriamo per movimentare estate e autunno. Pagina 21, agricoltura, bandi in scadenza col diretti contributi dimezzati, la protesta dell'allevatore Casagrande, chi cura di prati e pascoli avrà solo 200 euro ad ettaro. Cortina, Fondazione Olimpica assume spazio per 13 coordinatori. Sanità, l'USL sigla contratti con 17 infermieri e 11 OS. E rimaniamo nel capoluogo, è un capoluogo in festa per i bambini, Belluno Balocchi super con 1500 presenze, divertimento assicurato per bambini e genitori, successo per la manifestazione che porta in piazza giochi e spettacoli, fin dal mattino le piazze del centro prese d'assalto, come si può vedere dai diversi scatti che il Corriere delle Alpi in questo caso ha pubblicato.
Mondo delle banche bellunesi, Prealpi San Biagio, bilancio da record, Valbelluna corteggia suon di aiuti. La BCC più grande del Veneto ha chiuso il 2022 con 42 milioni di utili, il 10% viene investito in azioni sociali sul territorio. Grande festa a Limana, la parata di 130 trattori, goliardia e folklore, ampia partecipazione alla tradizionale manifestazione in Valpiana, il consigliere Prade, un modo per dare visibilità all'agricoltura. Passiamo a Feltre con pagina 25, insegnante, volontario e sportivo, Gabrielli esempio di civismo. Al maestro il riconoscimento della famiglia feltrina, nel suo curriculum anche la carica di sindaco. E sempre da Feltre, auto d'epoca e sfilata di moda, domenica speciale a Pedavena, non a Feltre, siamo nel Feltrino, ma nel comune di Pedavena. Soddisfazione per i commercianti, la Proloco e l'amministrazione Bassani, felice di avere avviato il laboratorio con così tanta gente. Sempre da Feltre, Palio firmato Altan, il drappo al papà di Pimpa e Cipputi, Tamburrino, nei suoi fumetti molti messaggi positivi, l'annuncio al santuario, lancio delle bandiere per i patroni. Ancora a Feltre, tutti in corsa in costume sul carretto, a Feltre vince la solidarietà sociale. Dalla rubrica Cultura e Società, i giochi di Atropo, la scelta di Benedetta e i colori di Elena Comics è donna. Grande successo per il Festival a Mestre e una novità, la presenza femminile si impone per qualità e numeri. E adesso lo sport, calcio di Serie D, l'ultima giornata, l'ultimo sigillo del Cobra, Dolomiti, la domenica perfetta. Il capitano apre le danze, Montebelluna pareggia e poi sfiora il 2-1, ma i bellunesi tornano avanti e poi dilagano. Il successo casalingo vale la salvezza senza passare attraverso i play-off. Bombers Widerkowski, 15° gol in stagione, Artioli e Vavassori per il poker finale. E con questa notizia sportiva è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi del Mondo.